Buonasera, eccoci ancora al Palio d'Ateneo con Meienzi Padanè, ciao. Buonasera a tutti. Ed Elisabetta 25. Buonasera, buon pomeriggio. Ragazze, com'è il Palio d'Ateneo per voi? Cos'è per voi questa esperienza? Ma devo dire che è il primo anno che provo questa emozione perché col fatto che c'è stato il Covid l'anno scorso non si è potuto giocare ed è veramente una bella emozione. Rappresentare la prima facoltà, c'è tanta competizione, bello. Per te Elisabetta? Ma per me è un ambiente nuovo, sono qua come spettatrice, ma sicuramente come dice Mari è una cosa bella soprattutto vedere così tanta gente in un palazzetto dopo tanto tempo, quindi è una bella manifestazione sicuramente. In realtà ancora più per te che adesso devi farti questo concentramento per la Serie 2, Esatto. Ti stai preparando mentalmente anche qua, guarda il basket. Siamo pronti, ci stiamo allenando con la squadra e non vediamo l'ora di partire e cercare di andare il più avanti possibile. Che emozione è stata vincere al Palaminardi? Ma è stato bellissimo, sicuramente sia per come è andata la stagione, sia perché vincere in quel campo, che è comunque un campo importante, il primo campionato senior, è stata un'azione unica, soprattutto averlo vinto con questa squadra, con questo gruppo. Parlavo prima con Andrea 25 che Medicina è tra le squadre favorite a vincere, cosa ne pensi? Ma speriamo, non diciamo niente per ora, adesso abbiamo la semifinale con ingegneria, speriamo bene, loro sono forti, però ce la metteremo tutta. Da sempre Medicina e Ingegneria è stata la partita più combattuta e più sentita probabilmente. Sempre, ogni anno, quasi sempre, anche l'anno scorso, 2 anni fa, sempre. Esatto. Tu per chi tifi? Per la mia amica. Ah, ecco, mi pareva. Già era partito lo schiaffo. Ragazze, grazie, buon divertimento. Grazie a te, ciao a tutti. Ciao.